Io volevo intanto condividere la piacevolezza della serata, nel senso che sì, ne abbiamo dette tante al PD, ma il PD è anche questo, nel senso che effettivamente ci sono vari lati. Io mi ricordo, ho letto prima nel pomeriggio, mi sembra un tweet di Concita in cui appunto diceva: ho scoperto come si possono usare i rifiuti appunto da mi sembra da vice sindaco di Feltre sia, no? Un incontro, nel senso che ci sono Ponte nelle Alpi, nel senso che ci sono buone amministrazioni. Noi sabato scorso abbiamo incontrato la sindaca di Quarto d'Altino, abbiamo anche buone esperienze. La mia domanda è questa, nel senso, come mai tutte queste buone esperienze restano sempre così in secondo piano e invece sempre emerge appunto il malgoverno? Io vorrei sottolineare 2 o 3 cose che rispetto agli interventi di Concita che veramente mi sento come un'anima gemella. 1, il potere come responsabilità e non come realizzazione personale. La politica che deve toccare anche argomenti, o comunque che è toccata e deve affrontare anche argomenti di vita vera, no? Parlavi del fine vita, parlavi della fecondazione assistita. Io ho ripreso a lavorare in consultorio familiare, io ho incontrato in questo periodo 40 coppie che hanno affrontato la fecondazione assistita ed è fallita. Voi non sapete la lacerazione fisica e interiore di queste persone, no? Eppure obblighiamo a fare determinati interventi di tipo sanitario. E si parlava appunto di una politica pulita, no? Il fatto che essere politico non significa assumere un'identità personale, ma che la persona è persona e svolge ruoli politici. Queste sono tutte tematiche che portano in prevalenza le donne, no? Nel senso che è un'ottica più femminile di vedere la realtà, il famoso sguardo che dicevi. Domanda: come mai nel PD non emerge una leadership femminile? Ma parla tutte donne. Infatti, e questo significa che l'attenzione è delle donne della politica non è vero, no? Perché anche l'altro giorno si diceva: ma rispetto a una cosa non ci sono donne che partecipano. Però le donne sono molto attente, basta raccontarle qui. E quindi rispetto a questo, ma soprattutto qual è la strategia? Perché noi donne del PD riusciamo a essere molto più presenti e anche a farci valere. Grazie. Allora, intanto buonasera, mi scuso con tutti, ma ho la giustificazione, lo giuro, perché stasera, perché altri trevigiani è un po' così, stasera che avevo Concita appunto e la Francesca e tutti voi insomma da incontrare, hanno deciso di fare l'assemblea provinciale in cui si elegge il segretario provinciale dopo quella baruffa giosota di febbraio e quelle situazioni un po' spiacevoli che abbiamo avuto anche su da noi. Io vi cito sempre, voi non lo sapete, capito? Vi cito sempre perché siete... Io da quella sera, un sabato sera, non so se te l'ho raccontato a te Concita, che sono venuta a San Donà. Allora vi racconto questa. La Francesca mi chiama e mi dice: sei libera il tot giorno, la tot sera che facciamo l'assemblea del circolo? Dico sì, dopo guardo sul calendario, è sabato sera. Dico, secondo me è sbagliato giorno. Sabato sera l'assemblea del circolo non c'è nessuno, no? E sono arrivata e lei mi dice: no, sabato sera no. Francesca, dico, facciamo la domenica mattina piuttosto dopo messa, che magari arriva un po' di gente, perché guarda che sabato sera non verrà nessuno. No, mi ha detto: dai, sta tranquilla che vengono. Vabbè, sono arrivata e dicevo alla Deborah, la mia accompagnatrice: secondo me stasera non troviamo nessuno, vedrai che siamo in 5, compreso, sai quelle robe, no? Sono arrivata e c'erano 100 persone, una più bella dell'altra, tutti contenti, mangiavano prima le torte, poi si sono parlati fino a mezzanotte, una roba straordinaria. Dai 16, anche in età minore, ai 90 anni, tutti c'erano. E da quella volta sono andata a casa carica di più che essere andata al cinema con mio marito che è qui, quindi lo può confermare. Stasera ho portato anche lui. E ieri sera è il suo compleanno e l'abbiamo festeggiato, senza di lui però, a Spinea, quindi Pareto, bisogna dare una medaglia grande a Russia. Allora dicevo, in realtà basterebbe davvero venire qui e frequentare San Donà, perché a me pare che voi siate sulla buona strada, ecco, ve lo dico. Dopodiché è vero quello che diceva l'ultimo intervento, nel senso che noi siamo questo,
c'è la parte, come dire, di noi più pesante, quella più ortodossa, quella più chiusa, quella più, come dire, abituata ad un crisma, come dire, a una mentalità molto più dirigistica, molto meno trasparente, che non si è ancora completamente aperta a questa necessità del sentire quotidiano che abbiamo tutti noi, di riuscire a capire dove stiamo andando insieme, partecipando, convenendo, attivandoci, per cui ritenendo anche di essere giustamente partecipi di qualcosa e volendo conoscere, no, le ragioni per cui magari si lavora con passione, perché ci diamo dentro tutti noi stessi, il volontariato, i circoli, gli amministratori che ci sono e che magari prendono 2 lire e fanno hanno un sacco di problemi, e io dico sempre, insomma, alla fine mi sento una privilegiata, insomma, perché alla fine porto a casa 4.000 euro netti al mese e sono tanti rispetto alla gente che ne prende 1.000 o 1.500. Questa è la realtà, e ogni mese mi domando, per cui cerco di rendermi utile, mi domando come si faccia di questi tempi, per me che sono una persona semplicissima, che non ho una villa, che non ho personale a disposizione e non sembrano non bastare mai i soldi, no? Il problema esiste in questo paese, il problema esiste, possiamo far finta di niente. Allora stasera, arrivando qua, ho pensato che il titolo che abbiamo dato alla serata a Francesca è sbagliato, perché abbiamo scritto dove va la politica. Io vorrei farvi una domanda: secondo voi non è il caso che torni la politica? Cioè, dove è andata? Dove è andata la politica? La politica è lo strumento più alto, più importante, più quello che governa le situazioni, progetta. La politica è quella cosa straordinaria che decide e sceglie. Per cui quando ce n'è poco devi scegliere con attenzione moltiplicata, capito? Perché quello che sceglie poi ricade su tutti, ha conseguenze sulla vita delle persone, sulla vita delle famiglie, sui costi della famiglia, sulle prospettive per la scuola dei figli, sulla possibilità o meno di sostenere un'altra gravidanza, di poter mandare i figli a scuola, di poter avere un welfare di qualità, un'assistenza, una realtà di lavoro che ti rispetta, che mantiene un tessuto sociale coeso e che mette al primo posto la sicurezza delle persone. E quindi noi dovremmo chiedere che torni la politica, perché ne abbiamo un bisogno straordinario, che torni la politica che si occupa di noi, che risponde alle persone. Io ho sempre detto che mi sono sempre sentita, c'è un copyright che devo sempre chiedere a Grillo, no? Voi non lo sapete, non so se ve l'ho mai raccontato, ma Grillo 5 anni fa mi ha premiata come primo sindaco d'Italia a 5 Stelle. Quindi io dovrei andare via con tutte le, no? Una stemma di quelle, no, mica male. E mi ha premiata nel suo spettacolo Reset, primo sindaco a Pordenone. Dopo voleva portarmi in giro per l'Italia, ma io facevo il sindaco, non è che il sabato di sera, a parte per la Francesca, voglio dire, il sabato di sera potessi andare a fare spettacoli con Grillo. E quindi dopo il secondo spettacolo ho detto: guardi, io onestamente ho altro da fare, lei insomma presenti il suo spettacolo, lo farà senza di me, insomma, no? E quindi quando mi ha chiesto quella sera a Pordenone perché la mia città era riuscita a diventare una città a 5 stelle secondo appunto questo criterio meritocratico che metteva insieme la capacità di coesione sociale, le politiche familiari, la mobilità sostenibile, l'energia positiva, quindi l'energia da fonti rinnovabili quando ancora non era così frequente ritrovarla, i rifiuti sostanzialmente più che dimezzati e via di questo passo. Io dico: guardi, io dal primo giorno che faccio il sindaco, quando mi è capitata questa fortuna sfortuna, nel senso che è stata una bellissima esperienza, ma è stato un lavoro massacrante, perché te lo senti dentro che devi dare tanto, devi dare di più, e quindi non basta mai, perché ti sembra di non aver mai fatto abbastanza. E allora lì io ho pensato che dovevo sentirmi come un dipendente rispetto ai miei cittadini. Alla fine loro dovevano esattamente determinare come un'azienda, come un datore di lavoro, se quello che io stavo producendo era positivo per loro, se avevo fatto bene il mio ruolo. E lui si è fregato questa idea e l'ha portata in giro per l'Italia come propria, col copywriter, senza pagarlo però.
Quindi glielo devo chiedere questa roba, ogni tanto mi pesa quando lui lo dice, dico ma no scusa, però te l'ho detta io 5 anni fa, non vale, no? È vero? E invece è proprio così che dovremmo sentirci, ma tutti, mica solo i sindaci in carica, tutti i rappresentanti politici devono sentirsi così, vivere in sobrietà come faceva Berlinguer, ma ci mancherebbe, che la coerenza è un optional, ma non è mica vero. Tu neanche per i figli, già così, facendo da esempio, per quel poco che posso fare io, fa di più mio marito come vi dicevo, ma per quel poco che posso fare cerco di essere di esempio, nel senso di trasmettergli quei valori, quei concetti per cui vivo, lavoro, ho sta passione, vivo da sempre una passione di centro-sinistra, non ho mai pensato di votare al centro-destra, ho sempre pensato che vivere in una civiltà, una comunità profondamente ingiusta, nel senso squilibrata, no? Dove ci sono persone che prendono troppo e quelli che prendono troppo poco, dove, come dire, non c'è equilibrio, non c'è appunto la possibilità di vivere tutti in un benessere almeno individuale minimo garantito. Ecco, tutto questo doveva far parte di un patrimonio che cerco di trasmettere naturalmente anche ai miei figli, insomma, per cui il senso dell'esempio glielo dai in famiglia quando sei coerente, perché la prima cosa che i figli ti dicono, ti mettono di fronte alle tue contraddizioni immediatamente, perché loro non hanno mica peli sulla lingua, non è che si fanno scrupolo e dicono ah ma tu non sai quello che hai detto sta roba, com'è che fai questo adesso? Quindi ti mettono immediatamente sotto esame. Con lo stesso criterio noi dovremmo riuscire a lavorare nella vita pubblica, anche avendo anche l'ambizione di non seguire la pancia, come è avvenuto nel corso di questi ultimi 10 anni, dove ci siamo semplicemente accontentati delle illusioni che venivano vendute a piene mani, andando, come dire, a seguire il fatto che la corrente del tempo voleva determinate cose e nessuno si interessava più di beni comuni, di dove si stava andando, delle strategie che portavano a una, come dire, a una scelta anche dal punto di vista della qualità della società e della realtà del sociale che si doveva vivere, scoprendo poi un bel giorno che tutto questo ci aveva resi più poveri, più fragili, più soli, più disperati, senza più figure di garanzia e senza certezze. Ecco perché il Partito Democratico ha un compito che è una missione, cioè o lo capiamo, e guardate io ve lo dico, ciascuno di noi deve fare la sua parte. Poi esistono elementi diversi al nostro interno, ci mancherebbe, ma io credo che se verranno attuate, come è stato dichiarato e ormai è ineludibile, il sistema delle primarie come sistema interno, indiscutibile, no? Che veda di premiare le scelte che le persone giustamente fanno, andando a dare fiducia l'uno all'altro e mettendolo alla prova, limitando il numero di mandati, andando a capire con un progetto politico chiaro dove devi il giudizio, come lo devi formulare in relazione all'attività che viene svolta. Ecco che allora così probabilmente i nostri rappresentanti saranno persone umili, ma la politica non verrà umiliata, come è stata fino ad oggi. Perché noi l'abbiamo umiliata, se adesso c'è qualcuno che si vanta di poter fare persino contropolitica, di poter persino, stupidamente, scioccamente, perché non esiste, ovviamente questo non esiste, ci può essere una politica buona e una cattiva, ma non ci può essere l'antipolitica, no? L'antipolitica non esiste, perché qualsiasi cosa tu faccia produce degli effetti, e produce degli effetti in un numero rilevante di persone, se il tuo ruolo è un ruolo comunitario o sociale o comunque un ruolo di amministratore o di rappresentante politico. Quindi noi dobbiamo far tornare la politica, smettere di umiliarla e diventare tutti un po' più normali e più capaci di parlarsi e di capire. Io credo che questo sia il senso, insomma, di quello che dovremmo cercare di raggiungere, senza peli sulla lingua, perché avete visto la bellezza di potersi parlare. Alla fine queste serate diventano degli sfogatoi, quasi delle confessioni collettive, e ne abbiamo tutti un estremo bisogno, non dobbiamo vergognarci di questo. È la nostra ricchezza, è il fatto che possiamo esprimerlo, che possiamo portare con noi un bagaglio di libertà vera, non quella che ci è stata fotografata con, come dire, usurpando persino questo termine straordinario per cui i nostri padri hanno combattuto, le nostre madri sono morte, d'accordo? E cercare di portarlo a livello massimo possibile, che è quello coscientemente
una volta che siamo soggetti pienamente consapevoli, responsabili e liberi, di permettere alla società di evolvere verso la migliore delle società possibili, anche nelle difficoltà economiche. Si sta meglio quando si fa più strada insieme consapevolmente. E questo deve essere, secondo me, il messaggio che dovremmo dare tutti alla politica che deve tornare. Grazie a tutti. Buonanotte. Prima di far concludere con Citta, che abbiamo ascoltato con piacere, io volevo solo ringraziare Laura per le belle parole che ha detto, e però fare un grande ringraziamento alla squadra del Partito Democratico di San Donà, perché non sono io, grazie, esatto. Io sono orgogliosa di far parte del Partito Democratico perché ho incontrato persone nel territorio e nella mia città che mi hanno permesso di fare politica, non con mancanza di sofferenze, perché gli scontri, i conflitti ci sono quotidianamente, però mi hanno permesso e insieme ci permettono di fare politica, quella politica che è l'impegno quotidiano. Quello che però ogni volta voglio ripetere alle persone che vengono e che magari non sono iscritte, non hanno nessun obbligo di iscriversi, anzi, è di aiutarci a costruire il progetto del paese, della città, perché fare politica è un'occasione troppo grande per perderla, perché è un'occasione per stare insieme alle persone, perché è un'occasione per parlare dei problemi delle persone, perché è un'occasione per stare con i piedi per terra e capire dove siamo e dove vogliamo andare, perché è troppo facile lamentarsi e dire che siamo tutti cattivi se ognuno di noi invece contribuisce per quello che può e per il tempo che ha a mettere un pezzettino, probabilmente riusciamo a ricostruire quella famosa comunità. Se però manca questo spirito e si rievoca invece uno spirito unicamente critico ma non costruttivo, facciamo fatica, e fa fatica anche chi la passione ce l'ha e ce l'ha magari fin da piccolo, però ha bisogno degli altri. Per quello che mi sento di ringraziare di nuovo quella che è la squadra che qui conduce e guida la baracca e che però ha bisogno della gente che sta fuori, qui e in tutto quanto il territorio. Quindi grazie Laura per il buon esempio. Poi Valentina concluderà chiedendovi una cosa, in modo che questo famoso orgoglio però possa essere consolidato con una rete più forte. Ancora grazie.